Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi sabato 11 marzo. Una cerimonia molto toccante, quella che si è tenuta ieri sul tardo pomeriggio davanti al municipio in Corso del Popolo a Chioggia, dove è stata collocata la teca contenente la Quarto Savona 15. L'auto blindata esplosa a Capaci mentre trasportava il giudice Falcone, la moglie, magistrato Morvillo e i 3 uomini della scorta. Una teca che viene portata in giro per l'Italia per ricordare che la mafia non è sconfitta ma non ha vinto. Il relitto della vettura, una Fiat Croma, è stato ceduto una decina di anni fa dall'autocentro della Polizia di Stato di Messina all'Associazione Quarto Savona 15, che vede come presidente Tina Montinaro, vedova dell'assistente della Polizia di Stato Antonio Montinaro, orgoglioso appartenente alla scorta del giudice Falcone, di cui era caposcorta. Uomini che, nonostante l'alto rischio di attentati, al tempo non si tirarono mai indietro, andando fieri del loro ruolo nell'affiancare un uomo di Stato nella lotta a una piaga che continua a suppurare e contro la quale bisogna continuare a lottare. Ma è stata toccante l'intera giornata, cominciata la mattina al Teatro Don Bosco, dove le scuole hanno potuto assistere a un incontro con il fratello del magistrato Morvillo, Alfredo Morvillo, ancora commosso a distanza di più di 30 anni nel ricordare la sorella e la sua morte, con la presidente dell'Associazione di Toponomastica Femminile, Maria Piercolini, e con Tina Montinaro. E toccante è stata la cerimonia di titolazione della passeggiata dell'Usenzo lato est, quello di Sottomarina, che ha visto dedicato al magistrato Morvillo il tratto dal ponte Baden-Powell al ponte San Martino, cerimonia durante la quale la presidente dell'Associazione di Toponomastica Femminile ha fatto interessanti riflessioni sulla mancanza di donne che possano essere modelli per le ragazze di oggi. Epilogo della giornata, lo svelamento della teca contenente il relitto dell'auto. In tutto ciò motivi di riflessione che dovrebbero spingere a guardarsi intorno e a vedere nei sistemi omertosi embrioni di sistemi mafiosi. La mafia non è sconfitta, non è arginata in alcune aree geografiche, non gira più con la lupara in mano, ha cambiato metodo e spesso si veste con giacca e camicia. Chiudiamo con una frase detta dal caposcorta Montinaro qualche giorno prima dell'attentato e la vedova Tina ripete in ogni città e in ogni scuola, in ogni occasione in cui incontra i ragazzi: io, come tutti gli uomini, ho paura, ma non sono un vigliacco. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Diamo la parola alla signora Tina Montinaro, presidente dell'Associazione Quarto Savona 15 e moglie di Antonio Montinaro. Grazie a tutti. È commovente veramente, commovente vedere tutti quanti voi qui, la grande partecipazione anche stamattina. E questo mi cura, mi riscalda il cuore perché mi fa sentire sicuramente meno sola e bisogna tutti insieme fare capire a tutti i nostri giovani che quando muore un poliziotto, un carabiniere, un insieme, un uomo dello Stato, non ha perso solo la famiglia o la città, ma ha perso l'Italia intera. E questi ragazzi lo devono capire. Quindi ringrazio veramente tutti quanti voi, anche perché dopo più di 30 anni noi siamo qui a ricordare Antonio, Vito e Rocco e vogliamo dimostrare che se siamo tutti uniti abbiamo vinto noi, non ha vinto la mafia. Questo è essere tutti uniti contro tutte le mafie. Questo è il mio impegno da sempre, è il mio impegno perché è quello che mi ha insegnato mio marito.
Il suo altissimo senso del dovere l'ha trasmessa a me e ai suoi figli. E io oggi, sono qui con voi per dirvi grazie. Grazie per la presenza e la partecipazione. Compie oggi 80 anni il nostro concittadino grandufficiale Giorgio Aldrighetti. Nella sua carriera ha ricoperto molti ruoli di prestigio e ha ottenuto numerose decorazioni e onorificenze. Esperto in araldica, nello studio delle genealogie, ha curato le istruttorie per il riconoscimento degli emblemi territoriali, tra cui quelli della provincia di Venezia e del comune di Venezia. Una persona generosa, non gelosa delle sue conoscenze, che sta trasmettendo ai suoi concittadini. La redazione di Chioggia Azzurra gli porge i più sentiti auguri. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni abbiamo ancora per qualche giorno una super mega iper straordinaria ultra offerta sugli zaini per la scuola elementare e per la scuola media a partire da 5,99 €. Li potete già vedere sulla nostra pagina Instagram, scegliere quello che vi piace di più, sperare che sia ancora disponibile e venire in negozio a prendervelo. Vi aspettiamo! Siamo a Rovigo per incontrare enti pubblici, associazioni di categoria sul tema delle comunità energetiche. A luglio del 2022 è stata approvata una legge all'unanimità in Consiglio regionale, una legge che porta la mia firma, per promuovere l'uso di questo strumento importante che sono le comunità energetiche. Il Veneto vuole diventare sempre più indipendente sul tema energetico e lo fa attraverso questo strumento importantissimo che coinvolge il privato e il pubblico. Noi su questo abbiamo messo delle risorse per la promozione e altre ne metteremo invece importanti per la costituzione delle comunità stesse. Il piano energetico vedrà sulle comunità energetiche uno dei cardini di sviluppo dei prossimi anni. Numerose sono le carrette del mare che vengono soccorse dalla Guardia Costiera mentre tentano di raggiungere le coste italiane. Ieri sono state 3 le motovedette della Guardia Costiera che hanno intercettato a circa 70 miglia a sud di Crotone un barcone con circa 500 persone a bordo. Altre unità ieri stavano prestando soccorso ad altri 800 migranti distribuiti tra 2 barconi a 100 miglia circa a sud-est di Roccella Ionica. I soccorsi sono stati coordinati dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma in area di responsabilità SAR italiana e sono risultati particolarmente complessi per il numero elevato di persone presenti a bordo delle imbarcazioni alla deriva. Le operazioni sono proseguite anche nelle ore successive con l'impiego di un aereo ATR-42, di nave corsi e di nave Vissalli della Guardia Costiera. Inaugurata ieri mattina la nuova sede della centrale operativa del SUAM 118, l'annuncio lo dà l'azienda ospedale Università di Padova. La nuova sede si sviluppa in 635 metri quadrati e ha richiesto un investimento economico pari a 1.600.000 euro.
comprensivi di progettazione, arredi, attrezzature, disponibili grazie a fondi messi a disposizione dal commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Dall'azienda sono stati rinnovati anche gli automezzi con l'acquisto di 6 nuove automediche per un valore complessivo di oltre 312.000 euro. L'intervento è stato svolto procedendo per fasi e l'operatività della centrale non è mai stata sospesa o interrotta. Durante l'inaugurazione è stata esposta anche la nuova ambulanza donata da ENAV SpA del valore di 125.000 euro. Il personale del SUEM 118 è composto da un direttore, 8 medici di ruolo, un coordinatore infermieristico e 27 infermieri, mentre i mezzi a disposizione sono un elicottero, 8 automediche e 28 ambulanze. Nel 2022 ci sono state 533 richieste di intervento in media ogni giorno per un totale di 195.000 chiamate. Le missioni di soccorso sono state 94.000, invece i trasporti secondari 3.800. Sempre nel corso del 2022 ci sono stati 322 trasporti di neonato critico, 392 trasporti connessi alle attività di trapianto e 138 trasporti interospedalieri di pazienti critici. Infine, per quanto riguarda le attività di alisoccorso, sono state 516 le missioni portate a termine lo scorso anno. Sto bagno domenica come lo facciamo? Freschi o caldi, come facciamo? Ciao Andrea e buongiorno a tutti, brevissimo appuntamento con il meteo. Sì, potrai fare il bagno anche se l'aria sarà leggermente viziata da un ritorno di correnti più fresche da est. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che in questo momento, giunti ormai alla fine della prima decada del mese di marzo, saremo in compagnia almeno fino a lunedì di correnti temperate, quindi miti sud-occidentali, che porteranno quindi temperature oltre e ben oltre la media del periodo su buona parte d'Italia, quindi anche sulla nostra regione, e la cosa verrà appunto fino a martedì. Poi da martedì, lunedì sera a martedì, probabilmente avremo il passaggio di una perturbazione atlantica, quindi un passaggio perturbato abbastanza netto al momento, ma ovviamente necessiteremo di conferme, che sembra portare un po' di pioggia sulle nostre assetate terre. Speriamo che questo po' di pioggia sia un po' di più di quello che ci aspettiamo in queste ore qua, visto che pioggia al momento naturalmente nel nord Italia ne è caduta gran poca e poca probabilmente ne cadrà. Quindi cosa ci possiamo aspettare? Ci aspettiamo un weekend tutto sommato stabile, abbastanza soleggiato, anche se oggi un po' di nuvolagli in transito l'avremo, ma la nota saliente è che le temperature rimarranno ben oltre le medie come vi ho già detto. Solo domenica avremo un rientro di correnti più fresche da est che porteranno le temperature giù di qualche grado e le massime si orienteranno tra gli 11 e i 13 gradi, appunto una ventilazione più asciutta da est a causa di una discesa di aria fredda verso i Balcani che convoglierà un po' di quest'aria anche sulla nostra regione, nulla di più. L'altra versione rimarrà ben stabile sul nord Italia appunto fino a lunedì, quando poi vedremo queste perturbazioni in transito e ne calcoleremo poi gli effetti. Quindi tutto sommato un tempo stabile, ma naturalmente ancora molto siccitoso. Vi saluto e vi auguro una buona domenica a tutti. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 11 marzo, è la farmacia San Marco in via Marco Polo, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!